nazionale, buongiorno. Questo luogo è conosciuto solo una parte. Una cosa attirata per il cappello, comunque sa. Vorrei invitare il dottor Vuga, il dottor Attilio Vuga, che dicevo ha avuto 2 mandati a Cividale del Friuli, in quanto ha seguito tutto l'iter del... Signor Ministro Ornaghi, onorevole Ministro Turk, signori membri del Parlamento nazionale, autorità ecclesiastiche, civili, militari, gentili ospiti, un ringraziamento che desidero giunga a tutti, ma proprio tutti, e sono davvero tanti, i veri protagonisti di questa bella giornata per Cividale. Grazie. Ringraziamo il sindaco Barato per il suo intervento. Da questo valico più o meno quasi tutte le invasioni in entrata e quasi tutte le occupazioni in uscita sono passate, e così è stato anche per questo popolo guerriero che si è presentato in questi luoghi nella primavera del 568. All'unanimità a dimostrare che tutte le nostre città non hanno guardato al colore politico, la tradizione di sottili rossi volendo da una regione all'altra, da una provincia all'altra, l'eredità culturale. Per un nuovo patto per politiche condivise nella tutela e l'iscrizione del città è trovata per tutti insieme in una squadra, come una squadra affiatata e vincente. E questo l'abbiamo fatto, lo riconosco anch'io, senza e i nostri comuni, ma anche da privati, come ad esempio la Fondazione Cavi. Grazie. È una realtà perché i Longobardi hanno plasmato dopo Friulano. Hanno dato questa parte del nord-est, popolo con le sue identità, con la sua ricchezza, con la sua cultura, che è anche la cultura dei Longobardi. Insieme ricordato le sofferenze delle popolazioni dell'Emilia all'inizio del nostro incontro. Adesso abbiamo ricordato questo avvenimento speciale delle famiglie che costituiscono sempre la base della vita della nostra società. Ma vogliamo anche ricordare e inserirci in questo discorso sui Longobardi, che evidentemente trova qui il suo punto principale e centrale. I Longobardi e la Chiesa, sono vescovo, quindi non posso non toccare questo aspetto. Una sintonia che è venuta avanti durante tutto il tempo della presenza longobarda in Italia. Per noi del Friuli Venezia Giulia questa tappa è una di quelle tappe che ci riempiono sicuramente di orgoglio, perché dopo Aquileia, dopo la candidatura o del riconoscimento seriale delle Dolomiti e prima del riconoscimento seriale del sito di Palù di Livenza, ecco, sicuramente Cividale colloca questa regione tra le prime in Italia per presenza di siti patrimonio dell'umanità. Dnevu žalovanja za žrtvami potresa, ki je v prejšnjih dneh prizadel Italijo.
Dobro vemo, kakšna tragedija je potres za te kraje, saj smo ga doživeli tudi na lastni koži. Spomin na tisti žalostni dogodek med prebivalstvom teh krajev še vedno živi. Ampak taki tragični dogodki tudi povezujejo ljudi, takrat smo bili povezani, solidarnost je presegla mejo, ki nas je ločila, vsi smo si priskočili za pomoč in pravzaprav je bil tisti potres tudi impuls, ne samo zato, da obnovimo svoje hiše, svoje domove, ampak da obnovimo tudi svojo kulturo, svoje zavedanje o preteklosti, skupni preteklosti. Consentitemi di ripercorrere brevemente l'iter che ha condotto fino a questa giornata. Iter di cui si deve dire grazie, lo dico sinteticamente, a tante persone, forse all'inizio non numerose persone che ebbero questa idea e coltivarono quello che probabilmente appariva un sogno, sempre più numerosi protagonisti che nel corso di un non facile viaggio alla fine ci hanno condotto a questo splendido risultato. Siamo giunti alla conclusione di questa bella giornata. Io evidentemente ringrazio nuovamente la cosa si fa per l'immagine. Sì, lo so. Quest'aula che in origine probabilmente deve essere ma le sculture, le statue, diciamo, delle dame che stanno innanzitutto. Il precedente forte dal punto di vista politico su cui loro riallacciavano dell'arte romana o dell'influsso bizantino, e loro recuperano, diciamo, questi vari elementi e li mescolano creando delle cose che sono nuove comunque. E io, se posso dire su questo. Ti invito qui anche grazie.